Giovanni Andrea Donducci, dal genitore che faceva i mastelli, detto per soprannome il Mastelletta, nasce a Bologna nel 1575. Trascorso l'apprendistato in Emilia, è entrato un giorno in pensiero d'andare a Roma, colà Portossi, e furono tanto accetti i suoi paesaggi con quelle graziose figurette che cominciarono a fare a gara quei principi per ottenerne, facendosi sincopiare da lui talora gli stessi siti e precise figure. Mastelletta, pittore a Roma di quadri di successo, poteva trovare il modo di lavorare assai con poca fatica e molto onore, trovandosi in una città da far baiocchi, assecondando cioè il mercato con una ripetitività all'infinito di schemi e composizioni. Sebbene dunque non mancassero a Mastelletta gli appoggi per divenire pittore romano, alle soglie dell'affermazione completa volle tornare a Bologna e da sé starsene altrettanto amico delle sue ritiratezze e solitudini, quanto di quei cortesi tratti e dalle cerimonie che colà si usavano nemico. Al suo ritorno definitivo a Bologna, fissato con approssimazione intorno al 1611, in Mastelletta si acutizza l'interpretazione inquieta dei soggetti religiosi, che finisce per manifestarsi in vera angustia mistica. E questo con vari accenti sarà un po' il carattere di tutta la sua produzione fino alla fine. Non restano a testimonianza degli ultimi anni di Mastelletta che le suggestive pagine di Malvasia, che lo descrive nemico degli amici, sospettoso di tutti, in odio a se stesso, fantastico, impraticabile, peggio insomma che bestia. Perdute le commissioni, che prima erano frequentissime pel buon prezzo e la spedizione, alto più non faceva che piccioli rametti e telette, che postesi poi sotto il braccio portava con temenza ancora in qualche barberia o negozio ad esitare con poca reputazione, vil prezzo e gran compassione di chi lo conosceva. Sic transit gloria mundi. Il Mastelletta, Anna Coliva, Multigrafica editrice.